Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. È considerata una delle strade più pericolose d'Italia e probabilmente d'Europa, che negli ultimi 2 anni, secondo i dati forniti da ANAS, ha visto ben 96 incidenti e 9 decessi. Unanime la condivisione da parte del mondo istituzionale, economico e sociale sull'esigenza di mettere in sicurezza un'arteria che nei 71 km del tratto veneto vede transitare ogni giorno oltre 25.000 veicoli, il 20-25% di quali mezzi pesanti. Confido che nei prossimi anni, quando si parlerà della Romea, non ci saranno più solo perplessità, ma si registreranno anche le posizioni di un comitato del sì, al fine di dare finalmente un'opera più sicura a chi tutti i giorni utilizza questa strada. Lo ha detto la vicepresidente della regione e assessore alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti a seguito dell'incontro con gli stakeholders che si è tenuto oggi a Venezia sulla necessità di trovare una soluzione definitiva alla pericolosità della strada statale 309 Romea, tra le strade con il tasso di incidentalità più elevato in Italia. Cambiamo argomento. È stato inaugurato nel pomeriggio di oggi il nuovo mezzo in dotazione alla sezione cittadina della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per il trasporto gratuito dei pazienti oncologici nei luoghi di cura presenti sul territorio comunale di Venezia e non solo. Il furgone è stato acquistato con i fondi raccolti in occasione della prima edizione del trofeo LILT-V in regata per prevenire. La veleggiata è organizzata lo scorso mese di luglio con l'intento di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti neoplastici veneziani. La cerimonia si è conclusa con la benedizione del mezzo da parte di Don Marco Scaggiante, sacerdote della chiesa di Santa Maria di Lourdes di via Piave a Mestre. Il nuovo pulmino, il 7° in dotazione alla LILT, è il primo dotato di strumentazione utile al trasporto anche delle persone con disabilità motorie. E lunedì 6 novembre alle 18 cucina a porte aperte al Lido di Venezia per far scoprire a genitori e docenti come vengono preparati i pasti per le mense scolastiche del comune. Un'occasione di approfondimento, comprensione e consapevolezza dei flussi organizzativi e produttivi che permettono di gestire quotidianamente un servizio articolato, erogato presso 10 scuole dell'isola per un totale giornaliero che raggiunge i 700 pasti. L'iniziativa era già stata presentata con successo in terraferma e ora approda in isola. L'attività si concluderà con la presentazione e l'assaggio di alcune preparazioni tipo del menù scolastico cittadino, prodotte dal personale del centro cottura. I genitori degli alunni di scuole del Lido possono richiedere di partecipare comunicando l'adesione alla mail ristorazionescolastica@comune.venezia.it. Le adesioni saranno accettate fino al massimo di capienza dei locali. Parliamo ora di sport. Mai così tanti, mai così veloci e mai così generosi a Venezia. La 37esima Wizz Air Venice Marathon 42K, 21K, 10K, che si è svolta ieri a Venezia, è stata un'edizione che archivia importanti successi che aprono nuovi orizzonti. La manifestazione è cresciuta sotto 3 punti di vista: numerico con i suoi 16.000 atleti iscritti, tecnico con il nuovo primato della maratona maschile abbassato di 29 secondi e sociale, con il nuovo record della raccolta fondi del Charity Program, che ad oggi ha già raggiunto la cifra record di 114.000 euro. La raccolta fondi continuerà anche nei prossimi mesi ed è già tempo di pensare al futuro per Venice Marathon, in quanto sono già aperte le iscrizioni agli eventi targati appunto Venice Marathon 2024, che oggi contano complessivamente già oltre 3.000 iscritti. Stiamo parlando dell'8º Venice Night Trail il 6 aprile, il 13° Jesolo Moonlight Half Marathon in 10K 25 maggio e il 3° Venice Lido Beach Trail il 22 settembre. A breve apriranno anche quelle della 38esima Venice Marathon, in programma domenica 27 ottobre 2024. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.
Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.